Come vi sembra questa fiera? Non c'ero mai stato, ma è molto bella. Bella grande, tanta gente, tanti bei costumi, bello. Com'è il livello quest'anno? Mi sembra alto come il solito, ci sono molti stand, molta gente, mi sembra un buon livello. Che personaggio sei? Io sono Monokuma e faccio parte di un videogioco chiamato Danganronpa. Prima volta alla Fiera del Fumetto di San Donà? No, seconda, ci sono venuta anche l'anno scorso. Come la trovi? È fantastica perché è veramente piena di gente. Come stanno andando gli affari in fiera? Dai, bene, bene. Comunque c'è un sacco di gente, tutti molto interessati, un bel evento. Modellini, action figure non passano mai di moda, sono sempre richiesti. Sì, essenzialmente cambiano i tempi e c'è sempre un ricambio, una continuità che garantisce che addirittura le cose diventino vintage più velocemente. Fumetti non passano mai di moda. No, è una cosa che prima o poi ritorna di moda. Tutto sommato è un po' un tornare ai bambini, un po' ripescare se stessi. Qui cosa si fa? Si mette assieme modellismo, passione e arte. Esatto, poi mettiamo insieme tutte queste tre cose che tu hai detto, ma non solo. Facciamo anche per i bambini che gli diamo una mano a dipingere e glielo insegniamo proprio da zero cos'è il colore, cosa si usano i pennelli e come si costruiscono i modelli. Come vedono quello che facciamo perdono completamente l'interesse in cellulari e quant'altro, lo scopo è quello. Area Games di San Donà Fumetto, come sta andando? Molto bene, c'è un grande afflusso come potete vedere. L'importante è che la gente si diverta e si stanno divertendo. Siete in Fiera del Fumetto per? Per comprare i Funko Pop. Assisterete poi alla gara cosplay? Certo. In Fiera del Fumetto per? Per vedere i cosplay che stanno appunto facendo vedere quello che sanno fare, la loro passione. Elsa, siamo a metà del concorso, la gara cosplay, come sta andando? Allora, sta andando molto bene e sarà davvero difficile giudicare perché i partecipanti sono tutti veramente bravissimi. Quindi che vinca il migliore, ma sarà veramente difficile. Giovanni, come si arriva al mondo del cosplay? Al mondo del cosplay ci si arriva amando gli anime, amando i film, videogiochi, fumetti, manga, qualsiasi cosa che rappresenti l'arte e ti porterà prima o poi a conoscere il mondo del cosplay ed eventualmente ad entrarci dentro. Pietro Zemelo, sceneggiatore della Disney, come hai cominciato? Io ho cominciato come tutti quanti, all'asilo avevo dei colori e disegnavo le tartarughe ninja ai miei compagni di classe e ho semplicemente continuato a farlo fino a oggi, che ho 33 anni. Ti sei accorto di avere un talento? Ti ha spinto qualcuno a presentare i tuoi lavori? Come sei arrivato alla Disney? Arrivare alla Disney è sempre stato il mio sogno, è l'unica cosa che ho sempre voluto fare. Non mi sono mai fermato quando la gente mi diceva di fare un lavoro vero o di smettere di credere nei propri sogni, eccetera. Ho semplicemente continuato a fare quello in cui credevo. Quindi nessun segreto, porsi un obiettivo e perseguirlo fino alla fine. Quello è il segreto, sì. A me piace un sacco venire a San Donà. C'è una vastità di altri autori, di attività, di cose che normalmente alle altre fiere non trovo. Mi piace un sacco venire qua.